Allora, senti qua, vieni. Senti qua. Giuliano passava. allora, Televignole Ancoil è qua al Peter Pan, pizzeria ristorante di via Santa Caterina a Arco. 84. Esatto. Sei qua col Fabio Tognotti, che è da un pezzo che l'ha messo Stambaradan qua con notevole successo. Fabio, è passato diversi anni da quando te ride la curva Marinoni, eh? Esatto. Come va da allora? Bene, bene, mi sottile. Ma cosa ti viene in mente fare nel ristorante tutto su sto Peter Pan? Ma l'idea è nata 20 anni fa. Dai. Ma così de colpo? De colpo, sì. E... La nipote un po' mi ha date. La nipote? Esatto. Ed era piccolina allora. Ho capito. No, perché dopo ti hai trasformato sto locale che hai fatto l'unico, credo, in Trentino, in una specie di fiaba, insomma, che continua. C'è timoni, Sì. antiche mappe, pappagai. Ti sarà che costare parecchio. Abbastanza. E te continui. Esatto. Te continui. Ascolta, ti sei via un attimo, qualche anno, e dopo ti sei tornato Sì. con nuove idee. Sì, chiaro. Cioè praticamente? Fatti giardini nuovi, l'esterno, un po' di tutto insomma, ecco, mi sembrava un po' a tutti. La crisi? Dai, si sente un po' conforme ai giornali, a volte sì, a volte no. Però te tegna duri. Sì, chiaro, bisogna, mai Ascolta, anche la cucina mi pare che l'è cambiata, no? Sì. Con offerte nuove, ricette nuove e pare che sia notevole successo da questo punto di vista qua. Sì, chiaro. Disete un'altra roba, ti con tuo fratello hai messo anche qualcosa che riguarda l'olio. Sì. Spiegate meglio questa storia. Questa storia è che praticamente si occupa pure il Fradecche, Sì. Esatto. Tuo fratello che lei È Gino. è Gino. E l'ha messo la pressione degli olivi, l'ha messo su 20 piante d'olivi e che piace fare l'olio biologico, ecco, l'olio dell'agre, ecco, quella. E fai parte anche dell'Accademia, no? Sì, esatto. Ecco. L'olio l'è su all'Agher. All'agre. Dove ti tegai l'altro quartier generale? No, come fratello, che c'è una casetta piccolina. Ma ascolta, non era meglio continuare ad andare in bici e non fare una Madonna invece che tornare a scaricare tutto il dì? Ma no, a volte una cambici dopo che stufi dopo un periodo. Ascolta, discoteca non parla più. No, basta. Cioè dopo il Don Carlos basta. Pension? Pensione, 2 anni ancora, a pensare Chi che giro più dei turisti o dei locali? No, dei locali. Dei locali. Rovereto, Riva, Arco, Tutte si fate il nome nel Basso Trentino, Sì, insomma. sì. Ma i turisti del passaggio Il che sarà? passaggio, chiaro, sì, ma non l'estate Calema addirittura. Addirittura? Sì. Cioè voi curate più l'azienda qua? Poi è chiaro, l'inverno è lungo. Ho capito. Ascolta, noi che domandiamo sempre alla gente che lavora, a quella che fa successo, e soprattutto in questo periodo chiede dargli un consiglio a chi che vorrebbe diventare imprenditori, mettere su qualcosa come ti hai fatti, cosa far, cosa non far. Umiltà, andare avanti, tranquillamente e cercare insomma di trovare persone giuste che ti collaborano, che è fondamentale. Perché ricordate, a te hai cominciato a sfadigare, a fare pizza in curva Marinoni Sì, e a lei. 80. Esatto. Cioè cosa non fare invece? Cosa non fare? Insomma, stare attento a cosa non fare, non sai capire cosa non fare, perché Beh, sicuramente non far pizze che fa piangere. quello è sottinteso, però insomma, ognuno insomma ha le sue teorie, le vedo pure quelle da lavorare, da andare avanti nel migliore dei modi, insomma. Te curi fra l'altro, ho visto molto i dettagli, Sì. cioè dell'arredamento, anche di come si presenta i piatti. Cioè lei nella tua natura? Natura, a me mi piacciono le robe lì, è molto, cioè,
il clima del locale è fondamentale, come la vedo amico. Sì, sì. Perché anche in giro per il mondo quando andiamo ho visto tante robe che cura molto le cose, i locali, giusto, insomma, perché è fondamentale, che avere dentro una sedia rotta esatto, no, vabbè, che ti te curi, oltre che la sedia rotta, ti curi proprio l'arredamento che sia in clima con sta fiaba del Peter Pan che la continua ad andare avanti. Insomma. Esatto. E sotto a 2 anni? Sotto a 2 anni ancora? No, avanti con una decina. Va. 20, dai, se la salute me la dà. Va bene, grazie Fabio. Grazie a te, grazie.